Sono diventata questa senza neanche accorgermene, pensate un po', ecco, è diventata... Vabbè, lasciamo stare. Buongiorno a tutti da Paola 4 Stelle di Giorno, Tribute Band Laura Pausini, Marzia e Daniele, buongiorno. Per chi si fosse sintonizzato solo adesso, oggi si parla della Tribute Band di Laura Pausini, della musica di Laura Pausini con appunto Marzia e Daniele. Marzia alla voce e Daniele alla chitarra. Quindi, tornando alla nostra bella conversazione. Intanto vorrei spezzare una lancia a favore di Marzia, che poverina in questo momento è distrutta, però dai, sei stata bravissima, sei bravissima. Facciamo così, cantiamo una canzone di Laura Pausini e poi continuiamo a chiacchierare, così ci raccontate un po' di questo percorso, di questo progetto, va bene? Okay. Cosa ascoltiamo di bello? E ritorno da te, facciamo un salto indietro. Ok. Ritorno da te. Live, tutto in diretta, ma che bravi, complimenti Marzia. Grazie. E Daniele, senti, ma c'è una canzone di Laura Pausini che tu hai detto questa canzone è come se l'avessi scritta io? Allora, fammi pensare, perché c'è un miscuglio di canzoni incredibili, perché poi ci sono tantissimi album, quindi che ti posso dire che dell'ultimo album tantissimo Il nostro amore quotidiano. Okay. È una bellissima canzone d'amore, un po' meno conosciuta ancora. Sì, non è uscita come singolo, e c'è anche una canzone bellissima dedicata al padre. E io, siccome sono super innamorata di mio padre, che bella cosa che hai detto. Quando sento questa canzone sembra proprio che sia dedicata a mio padre. E quindi un messaggio d'amore al papà, quindi una cosa bellissima. Anzi, ti interrompo, scusami, perché oggi è il compleanno di mia madre, quindi facciamo anche una... Dai, facciamo tanti auguri a mamma. Bellissima, quindi facciamo brava. No, comunque volevo fare anche gli auguri a mia mamma. Mamma, che auguri, anche se non te lo dico mai, ti voglio bene. Ma che bella cosa, è che il compleanno della tua mamma è l'onomastico della mia, quindi pensa un po'. Ok, perfetto. 2 piccioni con una fava. Senti Marzia, a proposito di Laura Pausini, ho notato, magari ne parlo con te che sei un'appassionata di Laura Pausini, che in quest'ultimo singolo è diventata un po' più arrabbiata, un po' più grintosa Laura Pausini. Ho credo a me un po' la voce anche diversa, è così secondo te? Sono d'accordo, e poi è una bella canzone, perché quando la interpreta proprio sembra che dice veramente finalmente sto credendo in me stessa, perché c'è un po' un cambio di rotta in quest'ultimo brano. Ci voleva un po' il treno dei desideri questa volta con Laura Pausini, forse. Ma troppo, forse. Stiamo sognando troppo. Non è che è andata. Quindi voglio dire. Senti, qual è, a proposito di sogni, il tuo sogno in questo momento, anche musicalmente parlando? Ma diciamo che ormai sono un po' più grande, quindi diciamo che i sogni nel cassetto che magari avevo quando ero un po' più piccolina sono leggermente cambiati. Adesso le prospettive sono un po' diverse, quindi sogno comunque di realizzarmi magari in altri ambiti, però la musica è sempre una costante, quindi anche se non sono riuscita pienamente a realizzare comunque il mio sogno, però la musica non me la toglie mai nessuno, quindi canto sempre a casa mia, nella mia stanzetta, nei pub, nei locali, quindi alla fine sono sempre realizzata così. Quindi... E questa è una cosa, un messaggio importante anche per i musicisti in ascolto. La musica
arricchisce, arricchisce, poi non importa se diventi famoso o meno, l'importante è continuare a fare musica. Infatti, magari quando avevo 18 anni, quindi è il tuo sogno, diciamo che sin da piccola io ho sempre desiderato, solo sognato fare la cantante. Infatti quando io mi sono diplomato ho detto: ma ora che devo fare? Che faccio ora? Mi iscrivo all'università così come seconda scelta, però in realtà ho capito poi che era importante realizzarsi, soprattutto da un punto di vista lavorativo. Però la musica c'è sempre, quindi non è importante per forza arrivare sui grandi palchi, insomma non abbiamo tutti questa fortuna, però l'importante è sempre continuare a coltivare le nostre passioni, perché la musica fa stare sicuramente meglio. Allora facciamo, a proposito di stare meglio, ascoltiamo un altro brano della tribute band di Laura Pausini, di Marzia e Daniele, poi ci salutiamo e vi ringrazio tantissimo di essere stati con noi. Un bel messaggio, hai dato 2 messaggi importantissimi: 1, l'amore per la famiglia, che è la cosa principale, la cosa più bella che possa esistere, e 2, l'amore per la musica nella forma più pura di questo messaggio. Quindi grazie Marzia, vai. Facciamo ascoltare Ho creduto a me, concludiamo così. Esatto, Ho creduto a me. Live in diretta, Pronti? Si parte. Ok. Ho creduto a me, ai miei occhi scuri, come certe sere, quando non respiri, quando cade il cielo, ma non muori tu. E finisce qui, questa pioggia fine che svernicia l'aria come una stagione. Ho mentito a tutti, ho creduto a me. Volevo solo sparare a un cuore, un colpo senza silenziatore. Quando per non dire troppo io non ho detto mai, quando il sangue nelle vene era più amor mai, quando hai detto mi spiace troppo poco però, e hai deciso di uscire, di tacere un dolore, io davvero no. Grazie Marzia, grazie Daniele per essere stati con Grazie noi. a voi. Tributo Laura Pausini, per chi l'avesse perso lo ritroverete sulla nostra pagina Facebook Radio Studio 90 Italia, solo musica italiana, oppure sul nostro sito. Quindi viva la musica, viva la famiglia, e noi ci risentiamo tra poco. Ciao ragazzi. Ciao.